Eccoci mister, è una sconfitta che non ci deve togliere il sorriso, abbiamo dato il massimo, più di così non si poteva, due legni, per due volte ci hanno detto di no, comunque penso che il Portogruaro non abbia niente da recriminare se non il punteggio. Ma per assurdo forse oggi abbiamo perso la partita fornendo forse la più bella prestazione della stagione, una delle più belle. Però bisogna sapere accettare il risultato, perché ci sono anche gli avversari oggi sono stati più lucidi e hanno trovato le soluzioni giuste per fare gol. Noi abbiamo avuto delle ottime situazioni, però non posso sicuramente rimproverare uno dei miei ragazzi, perché dopo una prestazione del genere l'allenatore non può che essere contento. Chiaro che non sono contento del risultato, ma ci può stare. Nei primi minuti abbiamo rischiato di andare in vantaggio almeno per due volte, poi comunque quel gol, quel lampo che hanno trovato verso la fine del primo tempo forse ha cambiato i piani e la tattica che avevate preparato? Noi abbiamo continuato anche il secondo tempo a fare la nostra gara, cercando di non esporci a loro contropiede, che è micidiale, siamo stati anche bravi secondo me, perché anche il secondo tempo abbiamo preso un palo clamoroso importante, abbiamo creato delle buone situazioni senza rischiare tantissimo, con una squadra che chiaramente ha delle individualità importanti. Ripeto, il calcio è fatto di queste cose, noi dobbiamo riflettere su questo, dobbiamo cercare di migliorare proprio, perché secondo me oggi è una partita dove dovevamo fare punti, perché la prestazione c'è stata, e se non abbiamo fatto punti dobbiamo fare mea culpa, dobbiamo andare a individuare i motivi. Sì, abbiamo giocato contro la prima della classe, il che ci fa anche tirare una linea per fare alcuni conti, perché non abbiamo sfigurato, abbiamo giocato alla pari, questo ci dovrebbe forse rafforzare come convinzione. Ma noi siamo a posto come squadra, i ragazzi, ripeto, sanno quello che devono fare. Ripeto, secondo me bisogna analizzare bene le partite, e io in questa partita, ripeto, la prestazione non posso assolutamente che essere contento, però non lo sono per secondo me un po' più di cattiveria sotto porta, un po' più di lucidità. Oggi potevamo fare risultato, ripeto, senza nulla togliere la Martellago, sappiamo che è la nostra squadra. Sì, concludiamo appunto con due parole sul Martellago, come l'ha visto? Come lo sapevo, come lo conoscevo, una squadra con tanti giocatori, tanta qualità, però io penso che abbiamo giocato alla pari e non abbiamo niente da recriminare dal punto di vista della prestazione. E domenica si ricomincia. Certamente. Grazie.